Bene, direi che a questo punto siamo in live. Eccoci qua. Quindi bentornati su Parresia. La live di oggi è un po' più, diciamo, leggera. Abbiamo parlato di tanti conflitti e mi sembrava il caso di, diciamo, stemperare, ma senza perdere la serietà e la scientificità. Parleremo della geopolitica, in poche parole, e del suo odierno rapporto con la divulgazione. E ne parleremo con un ospite che sicuramente conoscerete nel canale di Limes. Abbiamo come ospite Alfonso Desiderio, che io ringrazio molto per essere qui. Buonasera Alfonso. Ciao e buonasera a tutti. Ovviamente qui mi darà una mano in questo dibattito anche il mio collega Daniele Santarelli. Ciao Daniele. Ciao Luca, buonasera a tutti. Buonasera. Dunque, partiamo da una, diciamo un po' l'elefante nella stanza, ok? Cioè, direi di parlare sì di geopolitica, ma del suo rapporto con il grande pubblico e magari anche di parlare un attimo della tua esperienza, Alfonso, con questo medium nuovo che è appunto YouTube. Prego, Alfonso. Allora, sì, noi insomma un paio d'anni che abbiamo cominciato con il canale YouTube di Limes, che è la rivista italiana di geopolitica. In realtà io ho cominciato prima Mappamundi sul canale YouTube di Repubblica, che fa parte dello stesso gruppo editoriale Gedi. Per chi non conoscesse Limes, la rivista italiana di geopolitica che proprio quest'anno compie 30 anni, quindi dal 1993, la rivista prima trimestrale, poi bimestrale, ora mensile, che ora è diventata una galassia perché c'è anche la scuola di Limes, c'è ovviamente il sito e c'è appunto il canale YouTube di Limes. Quindi sono un paio d'anni che proviamo a fare analisi e geopolitica appunto su YouTube, e con aspetti positivi e aspetti negativi. Poi insomma, ecco, immagino che ne parleremo insomma durante questa diretta. Ovviamente da un anno la guerra ha provocato un salto di qualità, insomma, ovviamente negli ascolti, nell'interesse e anche una serie di problemi e di questioni nell'analisi appunto che facciamo. Forse ti devi togliere, non Attiva sei l'audio Luca. l'audio. Giustamente, c'era quel piccolo particolare che mancava, quindi è il bello della diretta. Allora, sì, sono d'accordo con te, Alfonso, da questo punto di vista, ma partiamo anche da un punto di vista prettamente storico, cioè, secondo te, com'è nata la disciplina della geopolitica? Tra parentesi, io sapevo che, insomma, agli inizi era un po' sospettata di essere, la metto tra molte virgolette, una scienza, diciamo, filo-nazista o comunque molto di destra. Poi successivamente, diciamo, si è evoluta e poi è stata sdoganata. Ecco, magari anche, non solo il tuo parere, ma sicuramente anche quello del direttore di Limes, cioè Caracciolo, eh, cosa ne pensi a riguardo? Quando è nata? Come si è sviluppata? E quando è stata sdoganata? Allora, sì, la geopolitica, cioè dobbiamo distinguere tra una geopolitica classica e una geopolitica moderna. La geopolitica classica si sviluppa adesso, insomma, semplifico al massimo perché immagino che forse tanti del pubblico non è che sanno queste cose, quindi ecco, per chi invece le sa, mi chiedo scusa per la semplificazione, però bisogna farlo. Allora, la geopolitica classica trova, diciamo, il suo apice soprattutto nella prima metà del Novecento e appunto per motivi vari è stata poi associata anche alla Germania dell'epoca, all'Italia, insomma è stata, diciamo, tacciata di essere, come dicevi tu, un modo di comprendere, di vedere la realtà, insomma, di destra. La caratteristica però essenziale di quella geopolitica era che era deterministica, cioè considerava gli elementi geografici che caratterizzano ogni paese, ogni soggetto, come determinanti per la politica, per caratterizzare la politica di quel paese. Quindi, per fare un esempio molto semplice, ecco, la Germania, che non ha ostacoli fisici ai suoi confini, in particolare verso l'est, sembrerebbe per la geopolitica classica quasi naturalmente portata a un'espansione sia verso ovest che verso est su quello che è il grande continente dell'Eurasia e quindi insomma associata anche alle teorie naziste. Quella che invece nasce
alla fine della guerra fredda, negli anni finali della guerra fredda in particolare, una geopolitica diversa, ma sarebbe più corretto dire geopolitiche, perché almeno questa, diciamo, è quello che noi pensiamo all'Imes, in particolare quello che pensa il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, esiste. Noi, ad esempio, noi siamo e parliamo dal punto di vista italiano, quindi parliamo di geopolitica italiana, come ce n'è una francese e così via, perché è molto importante nell'analisi geopolitica appunto il punto di vista di partenza. Altra caratteristica fondamentale della geopolitica moderna è che non è deterministica e quindi non si riferisce solamente agli aspetti geografici che caratterizzano e ovviamente influenzano l'azione di un paese, le classi dirigenti e i popoli, ma considera anche altri aspetti, quindi è molto multidisciplinare e sostanzialmente, almeno la definizione che noi abbiamo sempre adottato è un po' quella di Lacoste, che è un importante geografo geopolitico francese, appunto uno dei fondatori della geopolitica moderna. E sostanzialmente l'analisi di conflitti di potere in un determinato spazio e un determinato tempo. Sembra una frase così abbastanza semplice e banale, in realtà sarebbero da approfondire, ogni termine sarebbe da approfondire perché appunto c'è un qualcosa da spiegare. Quindi analisi dei conflitti di potere, quindi si parte dal presupposto che comunque la vita degli esseri umani, delle popolazioni, degli stati e dei soggetti sia caratterizzata da conflitti di potere, perché partiamo dal presupposto che appunto sono interessi che muovono appunto le singole persone, le comunità e anche gli stati. E quindi almeno la storia ci insegna che caratteristica di ogni epoca sono stati appunto questi conflitti di interesse, insomma è una cosa abbastanza chiara ed evidente, insomma, ognuno ha l'esperienza, no, dell'assemblea di condominio e voglio dire a livello superiore ovviamente ogni Stato ha dei conflitti di interesse con altri paesi. Altro aspetto importante poi è ovviamente la parola analisi, perché analisi presuppone quindi un ragionamento, un indagare quel determinato fenomeno, nello studiarne il contesto, le ragioni, comparare e verificare appunto tutte le ipotesi. E poi c'è il tempo e lo spazio. Lo spazio ovviamente qua ci si rifà agli aspetti geografici ovviamente che condizionano, ma sono solo un aspetto. E poi c'è il tempo, l'aspetto del tempo, e quindi parliamo della storia, parliamo soprattutto della storia percepita, ecco. Anche nell'analisi geopolitica è molto importante la percezione che hanno i soggetti. Cioè non è tanto importante stabilire la verità, se poi esiste una verità, o l'oggettiva realtà di un aspetto, di un fenomeno. Quello che interessa a noi è come viene percepita. Cioè, sarò più chiaro, se per i serbi, per fare un esempio della guerra del Kosovo, no, la battaglia di Kosovo-Polie, ora indipendentemente da quello che è il giudizio storico su questa battaglia che si è combattuta in Kosovo, ma che è considerata, come dire, fondativa dell'identità serba da parte dei serbi, ecco, è importante per noi capire che per i serbi quell'aspetto, che sia reale o meno, sia vero o meno secondo gli storici, è talmente importante da arrivare a una guerra per quell'aspetto lì. Quindi a noi interessa soprattutto come è percepita dai singoli popoli, dai singoli soggetti. E qui entrando nel campo della percezione, entriamo in un filone enorme. E tra l'altro abbiamo sul canale YouTube una bellissima estratto di una lezione di Lucio Caracciolo alla scuola di Limes, che abbiamo pubblicato perché sono aperte le iscrizioni e fino al 31 giugno è possibile iscriversi. Dove, scusami se ti interrompo, volendo in descrizione ragazzi trovate il link alla scuola Limes, quindi date un'occhiata, consultate e se volete iscrivetevi. Prego Alfonso. E quindi diciamo, insomma, chi fa analisi geopolitica si deve mettere nei panni, si deve immedesimare nei soggetti, cioè deve cercare di non solo capire le ragioni che muovono, per esempio, nella guerra in Ucraina, da una parte i russi, da una parte gli ucraini e tutti i loro alleati, proprio immedesimarsi in quel soggetto per
cercare di capire come ragiona e come percepisce i vari aspetti. Quindi c'è uno sforzo, ed è molto bella la frase che poi Caracciolo riprende da George Friedman, che è un importante geopolitico americano, da confondere con gli altri Friedman che insomma ci sono nel campo internazionale. Lui è George Friedman, sottolineo quindi George, che appunto bisogna, insomma, conosci il tuo nemico, è la vecchia frase, ecco, in campo geopolitico è ama i tuoi avversari, cioè devi proprio entrare un po' in simbiosi con quello che pensano. E questa è un'operazione molto difficile, non c'è un metodo, una procedura, come dire, standard per ottenere questa cosa. Si ottiene in vari modi e soprattutto, e questo cito ancora un altro video che trovate sul canale di YouTube di Limes, per esempio Lucio Caracciolo lo consiglia. Appunto, la devo confondere con Alan, giustamente. Come Tori, quella roba lì. Sì, che lui è noto in Italia. E poi c'è anche un Friedman, editorialista del New York Times, è un altro Friedman, quello della terra piatta, che è appunto insomma, un'aberrazione, insomma, per chi si occupa di geopolitica. Sì, un'altra deriva. Annullava quelle che erano le differenze col suo pensiero di terra piatta, che è un modo per dire che aveva vinto la globalizzazione, e proprio quando è uscito il suo libro invece la globalizzazione è entrata in crisi, e quindi è un'altra cosa. Però allora, come stavo dicendo, c'è questo sforzo di immedesimarsi che avviene in vari modi, cioè sull'Imes per esempio hanno scritto molti esperti di singoli paesi, no? A seconda dei volumi. L'Imes, per chi non la conoscesse, è un volume di 300 pagine con circa una trentina di articoli, ho sempre dedicato a un tema, può essere un paese, può essere una guerra, un fenomeno, vari aspetti. Appunto, la questione qual è? Per studiare un paese si possono usare fonti diversissime, dalla letteratura, dalla cultura di quel paese, e quindi capita spesso che sulle pagine di Limes scrivano, non so, magari non sono professori universitari, ma sono semplicemente persone che hanno vissuto a lungo in quel paese, hanno fatto un lavoro particolare e quindi sono molto esperti di quel paese, lo conoscono molto bene. E quindi questo è l'altro aspetto molto importante, quindi la percezione e l'immedesimarsi. E questo, per farvi un esempio pratico, è per esempio una delle questioni che crea più problemi su YouTube, perché ovviamente noi nelle nostre analisi ospitiamo sempre esperti, analisti che appunto parlano dal punto di vista di un paese. E questo è facile, appunto, si può facilmente scambiare come una presa di posizione della rivista a favore o contro di quel paese. E anzi, su YouTube è molto questo ambiente in cui si cerca di capire, appunto, poi in particolare sulla guerra in Ucraina, chi è da una parte e chi è dall'altra, sembra quasi che ci sia questa corsa a dare le etichette e così via. E quindi ogni volta che noi cerchiamo di immedesimarci uno dei due contendenti, ovviamente è molto facile fare l'accusa di sostenere una o l'altra parte, insomma. Ma guarda, è molto interessante e poi riprenderemo questo discorso più tardi, però credo che quando si parla un po' ad un vasto pubblico si tenda, specialmente magari per chi non è addentro alla materia, parlo anche per me, a magari cercare di non tanto solo polarizzare, ma etichettare magari, come hai detto giustamente tu, una posizione o un parere di un determinato analista, persona, eccetera, perché serve quasi da un punto di vista psicologico etichettare e collocare quel determinato pensiero all'interno di un determinato scompartimento. Cosa che però all'interno delle discipline, diciamo, sia delle scienze sociali, che sia di storia e anche a maggior ragione della geopolitica, è un'azione che è meglio non fare, perché poi scatena delle derive e delle malinterpretazioni oltretutto. Detto questo, invece, parlando proprio sempre della geopolitica, secondo te, e secondo evidentemente anche Caraccio, ne parlavamo anche fuori live, la geopolitica, scusate, può essere considerata come una scienza e nel caso in cui possa essere considerata come tale, ha quindi una sua epistemologia? Prego, Alfonso. Allora, no, secondo noi di Limes non è una scienza, non può essere considerata una scienza, non ha quindi, come dire,
insomma, ovviamente so che esistono delle cattedre ormai di geopolitica nelle università italiane, però per noi non è una scienza, ma è un approccio, è un metodo multidisciplinare appunto per cercare di capire la realtà internazionale. Insomma, lo stesso Caracciolo ha insegnato poi all'università. Questo, voglio dire, non significa che non è possibile poi insegnare a studiare all'università, ovviamente, però non è una scienza e quindi non ha tutti, insomma, i criteri collegati alla scienza che tu appunto, come dicevi giustamente, non ha una propria epistemologia. Quindi, scusami, adesso ho pensato che in realtà non ti avevo pienamente risposto anche alla domanda precedente. Ad esempio, la scuola di Limes è una non accademia, perché sostanzialmente rifugge assolutamente la rivista da quelle che sono un po' anche la rigidità, insomma, delle strutture universitarie a questo proposito. E quindi l'approccio, come dire, è assolutamente multidisciplinare. E infatti, quando poi nacque l'Imes nel 1993, e tra l'altro nasce ovviamente per la fine della guerra fredda, no? Nell'89 cade il muro di Berlino, nel 90 c'è quella che passa come appunto la fusione tra le due Germanie, in realtà è l'annessione della Germania dell'Est da parte della Germania dell'Ovest. Nel 91 crolla l'Unione Sovietica, finisce la guerra fredda, ma subito dopo cominciano le nuove guerre balcaniche di quegli anni. Infatti il primo volume di Limes è La guerra in Europa e si riferisce appunto alle guerre balcaniche. E lì arriva, come dicevi tu, arrivano anche le accuse, insomma, di essere appunto fascisti e così via, proprio perché, come dire, all'epoca la parola era una parolaccia, la geopolitica, però in realtà è fondamentale che in quegli anni si sia potuto cominciare a ragionare. Non è un caso, perché durante la guerra fredda era impossibile ragionare in termini geopolitici, in particolare in Italia, in Germania, cioè nei paesi sconfitti dalla seconda guerra mondiale, che sono entrati nella fase della guerra fredda, che appunto altro che guerra fredda per noi è stata insomma un momento di pace e un momento di età dell'oro. In realtà è stato tutto un periodo storico in cui i nostri paesi sono entrati in quello che noi chiamiamo il post-storicismo. Come dire, abbiamo pensato, per dirla semplicemente, ad arricchirci, a migliorare dal punto di vista economico e non ci siamo più, come dire, posti problemi di politica internazionale perché eravamo in un determinato campo con determinati vincoli in quella che è l'alleanza con gli Stati Uniti, oppure quella come noi chiamiamo l'impero europeo dell'America. Impero in senso, come lo potete anche interpretare come area di influenza, ovviamente, degli Stati Uniti in Europa, e che ovviamente ci vincola. Quindi noi abbiamo potuto, come dire, avere dei margini molto ridotti di libertà di manovra in politica internazionale. Li abbiamo avuti, perché poi, per nostra fortuna, siamo stato un paese insomma un po' a cavallo dei due blocchi ed eravamo molto importanti per gli Stati Uniti durante la guerra fredda, quindi, come dire, abbiamo potuto avere un po' di margine di manovra, però sostanzialmente l'Italia, ma ancora di più la Germania, ha appunto una popolazione che si è sostanzialmente disinteressata degli aspetti di politica internazionale. E ora abbiamo cominciato a riscoprire appunto 30 anni fa con queste prime guerre in Europa e ora ancora di più questa nuova guerra in Europa ancora più grande e ancora più importante perché intacca, tocca e modifica e appunto gli equilibri internazionali. Grazie. A questo punto vorremmo approfondire un po' il legame fra storia e geopolitica. Quanto è importante, quindi ti chiediamo per la geopolitica la conoscenza storica e poi ti chiediamo anche quanto geopolitica e storia insieme possono aiutarci a comprendere meglio eventi, situazioni, crisi, conflitti, eccetera, eccetera. Prego, Alfonso. Allora, la storia è importantissima perché attraverso la storia noi, come dire, non solo è la base, non solo la base, è il contesto di molti dei conflitti internazionali, conflitti in senso lato, quindi non solo guerre, ma anche appunto conflitti di interesse in senso lato a livello internazionale. Quindi ci dà il contesto che è fondamentale, ma ci dà anche
appunto ci consente di medesimarci in quel paese. Per immedesimarsi in quel paese è fondamentale conoscere la storia, ma ripeto, non la storia come giustamente studiata dagli storici, ma per noi è molto importante, ad esempio, come intendono la storia i singoli popoli. Quindi, per esempio, molte volte sull'Imes sono stati pubblicati articoli sui libri di testo che ci sono in vari paesi e come quei libri di testo della scuola o dell'università descrivono appunto la storia di quel paese, perché appunto per noi è importante non solo, come dire, il dibattito storico su un determinato evento, che avesse ragione oppure se è andato in modo in quello dell'altro, ma è molto importante anche la storia come viene trasmessa, raccontata, quindi tutto quell'ambito che è la pedagogia all'interno di un paese, perché ovviamente ogni paese attraverso la scuola, attraverso i propri media, trasmette anche un'idea di se stesso, no? Anche della propria storia. La nostra storia viene costantemente reinventata, quindi ripeto, fuori da quello che è la ricerca storica fatta dagli storici con i documenti, è importante l'idea anche che ha di se stesso un paese attraverso, e questo avviene attraverso la storia, ma la storia non come viene raccontata nelle università, ma come questa storia viene insegnata nelle scuole di ogni ordine e grado e di come viene insegnata attraverso i media, rappresentata attraverso i media. E noi siamo un paese ovviamente in questo senso molto, molto caratterizzato, perché noi per esempio soprattutto su quelli che sono eventi abbastanza recenti della nostra storia non c'è assolutamente concordia nel nostro paese, ci sono opinioni diversissime, quindi insomma per il nostro paese è particolarmente difficile avere una visione unitaria della nostra storia, perché abbiamo tutta una serie di eventi che invece dividono insomma il nostro modo di interpretare la storia. In altri paesi è diverso, in altri paesi invece c'è una forte caratterizzazione della storia, no? Intesa proprio anche come rappresentazione di se stessi, lo vediamo, non so, anche per esempio in questa guerra di Ucraina, la visione storica che ha la Russia è molto importante per cercare di capire i termini di questo conflitto. Quindi il rapporto con la storia è fondamentale, è indispensabile, però ripeto, parliamo non di storia come la fanno gli storici, anche se bisogna ovviamente leggere gli storici, perché poi anche loro in realtà, anche gli storici universitari per così dire, sono influenzati dai periodi, dai momenti, e quindi ci sono, al di là delle semplici mode che a volte no, ci sono nei vari paesi, ma ci sono anche dei condizionamenti più forti, e anche la stessa comunità culturale di un paese, no, che spinge in un modo o in un altro, perché, ripeto, la storia viene sempre rivisitata con gli occhi dell'oggi, con gli occhi dell'attualità, e cito un importantissimo saggio di uno storico molto famoso che si chiama Hobsbawm, che è appunto l'invenzione della tradizione, no? Lui ha studiato in dei saggi come cose che noi consideriamo tradizionali in realtà sono state inventate in certi periodi. Beh, quello in realtà si può applicare un po' a tutta la storia, cioè la storia spesso viene interpretata in base alle esigenze, convenienze, chiamatele come volete voi, del periodo storico in cui viviamo. Pensiamo ad esempio banalmente a come, per esempio, tutta una serie di battaglie, da quella di Poitiers, per esempio, ma anche a quella di Lepanto, per così dire, in realtà adesso gli storici stanno scoprendo, cito Barbero che è molto famoso, ma ce ne sono anche altri, ecco, se ascoltate le loro conferenze vi diranno che all'epoca l'importanza data a quelle battaglie, come sono state vissute e realizzate, era molto diversa da poi il significato che hanno assunto nei secoli successivi, cioè nei secoli successivi quel momento storico, quell'episodio storico è stato reinterpretato per esigenze del momento e visto ad esempio come la grande battaglia, no, tra mondo cristiano e mondo islamico musulmano. Infatti facciamo proprio questo esempio proprio con Lepanto. Lepanto per il tempo fu per Filippo II qualcosa, poi ovviamente Daniele sei anche tu un modernista, quindi intervieni anche tu, fu ovviamente qualcosa di estremamente importante per intanto il fatto che lui fosse veramente un grande bigotto, Filippo II, e ovviamente per lo scontro contro ciò che era il mondo islamico.
ma poi nei fatti non è che diede da un punto di vista geopolitico e anche geostrategico qualcosa di effettivamente forte. Dico bene, Daniele? Sì, dici bene. Effettivamente la vittoria di Lepanto fu molto celebrata anche dalla Chiesa Cattolica. Siamo in un periodo di piena Controriforma. Fu molto celebrata nella letteratura, anche nella cultura, e diede anche l'occasione a molti poeti umanisti che erano sospetti di eterodossia di manifestare invece, di discolparsi dalle accuse di eterodossia, di manifestare la loro fedeltà al cattolicesimo e all'ordine politico costituito. Però effettivamente quella battaglia non fu così importante e poi non arrestò l'avanzata turca nel Mediterraneo. Assolutamente sì. Scusa se ti abbiamo interrotto, Alfonso, ma era giusto No, per... per carità, anzi, fatelo tranquillamente, A anche se parentesi, appunto questa è un'altra cosa che su YouTube non viene accettata molto, interrompere appunto, almeno io faccio questo esempio. Allora, ovviamente, rispetto alla TV tradizionale, le trasmissioni sul canale YouTube di Limes sono molto proprio l'opposto, insomma, non c'è la continua interruzione, no? Non so, c'è il continuo battibecco. Questa è una chiarissima nostra scelta editoriale, perché appunto non si riesce a fare, non dico analisi, ma neppure un ragionamento, insomma, come ormai si fa nella TV generalista, insomma, è impossibile. Però un minimo, come dire, di dibattito, quindi che richiede un'interruzione, la nostra in realtà sono delle chiacchierate. Noi il clima che creiamo è appunto quello di fare sì analisi, ma attraverso una chiacchierata, perché noi vediamo il canale YouTube come un'introduzione al mondo della geopolitica, quindi è una chiacchierata che cerca di essere divulgativa, cioè essere più semplificata possibile, ma non troppo. Poi se volete dopo, insomma, affrontiamo, analizziamo, approfondiamo questo aspetto. Però ecco, invece mi fa strano che per diversi che su YouTube commenti, poi ovviamente non è la generalità, è una parte, c'è sempre il commento che dice interrompi troppo spesso, che a me sembra incredibile, a me sembra invece pare di interrompere poco spesso, insomma, comunque per dare un minimo anche di ritmo alla trasmissione, insomma, e così via. Però io su questo ho riflettuto e ho la sensazione che appunto YouTube, che è un mondo un po' a parte, no? Un mondo un po' chiuso, che nasce anche come reazione a quella che è la TV generalista, no? Non è solo un altro modo, non è solo un altro media, ma soprattutto nei primi anni penso sia stata vista e vissuta dai protagonisti, no? Come questo è un'altra parte del mondo, dall'altra parte c'è quello che viene sempre definito il mainstream, no? Come se fosse poi una cosa unica, mentre invece è una cosa ovviamente che ha molte diversità al proprio interno. Quindi c'è questa idea un po' del mondo di YouTube che nasce a parte, dove sempre il soggetto è messo sullo stesso piano dei telespettatori, anche in maniera finta, no? A me mi fa un po' ridere che ci sono tutti questi YouTuber che fanno dirette dalla loro cameretta, però magari sono grandissimi professionisti che poi lavorano tantissimo a quei video, guadagnano anche giustamente tanto. Però ecco, invece poi di farsi uno studio televisivo, mantengono quest'idea della cameretta per far finta di stare sullo stesso piano, no? Del pubblico e degli spettatori. Però la caratteristica qual è di molti video su YouTube? È che abbiamo una sola persona che parla e esprime il proprio pensiero. Ora, finché rimaniamo nel mondo del gioco, del videogioco, che se ne importa, insomma, non è importante. Però quando poi si passa invece a temi che riguardano appunto la politica, la geopolitica, l'analisi e così via, questa cosa comincia un po' a darmi fastidio, perché abbiamo tutti questi influencer, ormai chiamiamoli così, che esprimono il loro pensiero unico, no? E quindi tu sei seguace di quell'influencer o di quel gruppo di influencer, che poi si lavora a gruppi molto spesso, che appunto, come dire, tu rimani in questa bolla dove la pensi in questo modo, quindi è molto facile poi avere su YouTube questi filoni, no? Di un po' di, ripeto, l'esempio poi può essere la guerra in Ucraina, ma ce ne sono tantissimi, può essere il caso dei Novax e così via. Quindi no, al di là del discorso complottisti o non complottisti, che pure sarebbe da affrontare, però ecco,
c'è una sorta di tribalizzazione favorita anche dagli altri social, no? Dove io, non so, su un social seguo le persone che la pensano come me, ottengo costantemente quindi informazioni che vanno in quel senso, che confermano, mi confortano nel mio pensiero, e poi vado, appena ho l'occasione, ci sono questi enormi scontri poi sui canali che la pensano diversamente, che non c'è l'analisi, non c'è il ragionamento, c'è solo appunto un attacco, perché appunto il mio mondo è quello giusto. Ecco, questa cosa la vedo un po' pericolosa, nel senso, soprattutto per le nuove generazioni che usano invece YouTube come fonte principale di informazioni, direi, almeno io lo vedo anche dai miei figli, per molti è diventata la fonte principale di informazione insieme a altri social. Ecco, finché YouTube era un qualcosa in più che si aggiungeva ad altri modi di comunicare, TV generalista, carta stampata e così via, ovviamente era un discorso, ma nel momento in cui invece diventa appunto il mezzo di informazione principale per tutta una fascia d'età, ecco, allora in quel caso a me questa cosa mi dà un po' fastidio, e quindi a me invece fa piacere avere nel mio canale ospiti sempre diversi, in alcuni casi esprimono opinioni diverse, ma sempre ragionate, quindi non nell'ottica ovviamente del battibecco, e spero che insomma si possa fare sempre più così. Sai Alfonso, scusa se ti interrompo Daniele, è molto interessante questo discorso che fai, io forse devo un po' fare da controaltare da questo punto di vista, infatti c'è qualcuno che appunto scrive, anche Luca utilizza questa tattica che tu hai poc'anzi descritto, ed è vero, è verissimo, ma il punto è questo, l'influencer, in questo caso lo youtuber, deve capire che bisogna educare anche un po' la propria community al rispetto, da questo punto di vista, non solo dello stesso youtuber, ma anche degli ospiti che ha. È nato tutto, il motto di YouTube, penso che tutti quelli che lo utilizzano, che siano utenti o che siano youtuber stessi, lo sanno, cioè broadcast yourself. Ecco, all'inizio era nata come una sperimentazione, no? Proprio come dicevi te, dalla propria cameretta. Beh, io a mia discolpa posso dire che sono nel mio studio, però è vero, è nato così. È una metafora ovviamente. Certamente, lo so, è giusto per... C'è un letto nella stanza in cui sei tu adesso? No, ma c'è un divano. Ah, Ed è molto comodo. Quindi la questione è che ovviamente partendo dalla cameretta poi giustamente si arriva a qualcosa di più, che sia uno studio televisivo, tra virgolette. Io ad esempio vedo quello che ha fatto Ric Dufer, che ha proprio creato un suo studio dove invita gli ospiti, dove si parla e si interloquisce di determinate materie. Ed è molto bello e molto interessante quello che ha fatto. Ricordiamo però che sì, si parte dalla cameretta, però nel tempo YouTube ha avuto un'evoluzione anche nei contenuti, e tu stesso, Alfonso, con Mappamundi, portando anche l'Imes all'interno di questa piattaforma, beh, è cresciuto molto, si è molto più raffinato. Io adesso non voglio parlare della nostra esperienza di Parresia, perché noi siamo proprio gli ultimi arrivati, però devo dire che c'è stata un'evoluzione da questo punto di vista, e da questo punto di vista ovviamente migliori contenuti significa educare, se vogliamo dirla così, meglio la community, le persone ti scoprono da questo punto di vista e ovviamente iniziano a seguirti. Ed è una cosa bellissima, e possono anche interagire con te. Qua abbiamo una chat che sta interagendo direttamente con noi, quindi ciao ragazzi, anzi per chi magari non scrive, che interagisca, insomma dica qualcosa, si faccia sentire, perché sarebbe molto bello, non solo che i soliti scrivono, perché è giusto anche che diciate la vostra, e ovviamente sempre con tutto il rispetto. E ovviamente questa cosa è importantissima, è importantissima. C'è poi stato nel sito Viola, che tu ben conosci, insomma, c'è stata un'evoluzione ulteriore che ha portato YouTube, tra parentesi, a vedere che ci sono dei vari competitor e che bisogna in qualche modo cercare di essere l'alternativa giusta. Quindi le live, gli shorts, cioè tutti questi modi di fare divulgazione e anche di fare analisi che possono essere posti all'interno di una piattaforma che
è accessibile a tutti e per la quale oltretutto c'è dibattito. Certo, bisogna stare attenti alle derive, bisogna stare attenti ovviamente agli scontri, i cosiddetti dissing, che non fanno mai bene. Una persona, Roberto Trizio disse una volta, non fanno mai bene i dissing all'interno del contesto youtubiano, ed è verissimo, ma come si riesce? Semplicemente è la responsabilità principale dell'influencer, cioè dire benissimo, o dello youtuber in questo caso, benissimo, io devo educare in qualche modo la mia community. Ecco, questo a corollario un po' di quello che hai detto, Alfonso. Prego, Daniele. Sì, torniamo al legame della geopolitica con altre discipline. Abbiamo approfondito il legame con la storia. Puoi dirci adesso quali altre discipline si legano strettamente con la geopolitica e che funzione hanno per essa? Prego, Alfonso. Ma guarda, allora, possono essere tantissime, possono essere tutte, cioè qualsiasi disciplina che ci consente di studiare e approfondire quello che è il fattore umano che caratterizza un popolo, dicevo, uno Stato e così via. Quindi parliamo ovviamente non solo della storia, della politica, delle relazioni internazionali, della politica internazionale, dell'economia, però, come dire, sempre sono aspetti che servono per capire appunto chi è il soggetto che sta agendo sul piano internazionale, nell'ambito di quali conflitti, di quali contrasti di interesse con altri paesi e quali sono i condizionamenti dovuti appunto dal tempo e dello spazio, no? Quindi torniamo alla definizione iniziale. Quindi ecco, insomma, l'elenco potrebbe essere infinito, ripeto, dalla letteratura, Lucio Caracciolo addirittura in una puntata, no, ha citato che un modo per capire un po' l'America è anche la sua musica, no, il suo cinema, che vengono usati, cioè, sia perché ovviamente cinema, musica vengono usati anche come mezzo di soft power, no? Si dice, per influenzare ovviamente altri popoli e così via, ma sono anche uno specchio di quel paese, sono anche un modo per entrare e capire in quel paese. Quindi, ribadisco, quello che un po', diciamo, poi adesso cito sempre il mio direttore perché ovviamente lui il fondatore, diciamo, di Limes, ovviamente è insomma una figura che ha caratterizzato questi 30 anni in maniera importante. Lui una volta disse io non so bene cos'è la geopolitica, ma so che faccio geopolitica. Cioè era un modo per dire che noi non tendiamo a teorizzare sulla geopolitica, noi tendiamo invece a capire che come si stanno comportando quei vari paesi in quella determinata situazione, in quel determinato conflitto. Cioè, noi non ragioniamo tanto su cos'è la geopolitica, a noi ci interessa la guerra in Ucraina e cerchiamo di studiarla e capirla, quindi quando lo facciamo non è che ci poniamo il problema, ma stiamo facendo geopolitica, abbiamo applicato, no, tutti i crismi, non so, c'è l'elenco da spuntare, no, della procedura da seguire, il modello da utilizzare, cioè tutto il filone di politologia americano delle relazioni internazionali, dove no, l'obbrobrio in cui loro cercano di studiare dei modelli a seconda della storia, della situazione che si è realizzata in certi paesi e poi applicarlo in situazioni completamente diverse, in contesti storici completamente diversi, no? Che poi porta a fallimenti come quello dell'Iraq e così via. Ecco, noi siamo esattamente il contrario, quindi nel momento in cui si fa un volume si cerca di partire da un'idea di fondo di quel volume e poi di svilupparlo in 1000 aspetti, e cioè questo attraverso i 30 articoli. Non è secondario avere 30 articoli perché solo questo numero di articoli ti consente di affrontare quell'aspetto da innumerevoli punti di vista, numerosissimi punti di vista. Quindi, non so, poi la classica cosa che fanno, che poi insomma, spesso Limes è anche attaccata ovviamente negli anni, lo è stata, e spesso il modo più facile per attaccare Limes è estrapolare una frase, un concetto di un articolo di Limes, no? E presentarlo come la posizione della rivista. Se uno conoscesse la rivista, sa che in 30 articoli, appunto in questa
panorama di opinioni, hanno spazio anche le opinioni più estreme, perché comunque sono rappresentative di un modo di pensare, serve considerarle per capire appunto l'azione di quel paese. E quindi l'estrapolazione è sempre sbagliata, ma all'interno appunto di 300 pagine è assolutamente, insomma, sbagliatissima, proprio perché è l'insieme, è, come dire, il testo e il contesto che si esprime attraverso la rivista, che è quello che conta. E poi la rivista è il centro, ovviamente. Poi adesso c'è la scuola di Limes, dove invece qui nella scuola di Limes c'è stato il tentativo un po' di organizzare, no, anche l'analisi geopolitica in maniera più, tra virgolette, ecco, non posso usare il termine accademico, perché ovviamente la scuola è di vita non accademia di politica e di governo, e ha lo scopo anche di creare una nuova classe dirigente, perché quello che ci siamo resi conto è che queste idee in Italia fanno parte di una minoranza, e che è fondamentale che entrino invece nel modo di pensare della classe dirigente, perché, ripeto, è un modo di ragionare, di interpretare i fatti a cui l'Italia per tanti decenni non è stata più abituata. Quindi abbiamo proprio una visione falsata di molti fenomeni internazionali. Quindi questo è molto importante. Quindi con la scuola si è organizzato meglio, diciamo, il pensiero geopolitico e il metodo geopolitico, però rimane comunque molto multidisciplinare. E poi c'è il sito, ovviamente, c'è il canale YouTube, ci sono le presentazioni, ci sono i festival, insomma è tutto ormai è un mondo abbastanza grande, quello di Limes, e che insomma ci fa anche piacere che ormai il termine geopolitica, che prima dicevamo, no, all'inizio negli anni 90 era quasi offensivo, adesso invece è frequente, comune, usato, quindi già questo è un passo avanti, anche se poi c'è lo scotto, e che in realtà molto spesso viene usato anche a sproposito oppure in maniera sbagliata, ma insomma questo è un altro paio di maniche. Guarda, Daniele, prima di passare a una domanda un po' più specifica, comunque estremamente interessante, io prendo un po' di domande a riguardo, riguardo gli ultimi punti. Edoardo ci chiede: i divulgatori su internet sono il nucleo della classe intellettuale dei prossimi 30 anni? Soppianteranno il giornalismo televisivo? Prenderanno il posto in TV e nella stampa dei giornalisti attuali? Io personalmente credo che già stia accadendo questa cosa. Perché anche ho notato un po' anche dalle varie analytics dei vari canali YouTube, compreso il mio, le fasce anche di età vanno comunque dai 20-25 fino ai 50 anni. E molti scrivono: io ormai non guardo più la TV, guardo principalmente YouTube e guardo appunto questi canali di divulgazione, compreso l'IME stesso. Cosa ne pensi a riguardo, Alfonso? Ah sì, sono d'accordo, sono d'accordo perché appunto se i giovani di oggi vedono soprattutto YouTube, e non solo i giovani, perché sempre più altre persone, è ovvio che sì, saranno loro. Questo insomma in alcuni casi mi fa anche preoccupare, ecco. C'è anche il fenomeno opposto, inverso, cioè personaggi, chiamiamoli personaggi, perché poi divulgatori, poi personaggi sono di diverso tipo, che per esempio hanno successo in TV, poi no, hanno una presenza anche su YouTube, cercano di portare la propria, diciamo, i propri seguaci anche su YouTube. Questo è anche un altro segno del successo della piattaforma, cioè insomma, ci sono sempre stati, io mi ricordo dalla guerra in Iraq, in Afghanistan, adesso una guerra in Ucraina, ci sono sempre, per motivi vari, dei personaggi che nascono e sfruttano un po' il momento buono appunto rappresentato dalla guerra e così via, per diventare famosi, mettiamola così, soprattutto se hanno certe posizioni un po' particolari. E il fatto che poi vadano su YouTube dà l'idea che proprio la piattaforma ovviamente diventa una piattaforma fondamentale. però c'è anche l'altra faccia della medaglia, e cioè io non vorrei che non si pensasse che c'è questa un po' di idea di YouTube come tabula rasa, no? Partiamo da zero, come se ora è giusto che lo faccia un giovane divulgatore che si presenta sulla piattaforma, no? Dire che insomma gli altri sbagliano, fanno tanti errori, eccetera, io vi porto un'altra visione della realtà, giustissimo, però non si può neppure fare tabula rasa, cioè
quello che voglio dire, non sono tutti uguali i divulgatori, ovviamente, e né lo si possono giudicare solo nell'immediato, ci vuole anche tempo. Adesso cito l'Imes per dire, i 30 anni di l'Imes contano per la credibilità che è la rivista e quindi la forza anche del suo parere, della sua azione, del suo metodo. Quindi anche su YouTube, secondo me, bisogna fare un po' quello che si fa nei media tradizionali, cioè distinguere tra quello che è una testata giornalistica che segue certi metodi, a certe regole e a certi aspetti, positivi e negativi ovviamente, non è che li voglio difendere. Speriamo quello che è informazione, adesso tutti fanno informazione, no? Però bisogna sapere anche distinguere, perché scusate, cioè una cosa ovviamente abbiamo i diretti soggetti interessati che comunicano, quindi abbiamo quello che prima era indispensabile, l'intermediazione, no, del giornalismo, adesso non c'è più, ormai tutti gli studiosi di queste cose hanno chiaro questo aspetto, quindi è finita l'azione di intermediazione dei giornali, dei mezzi di comunicazione tradizionali, e ok. Però ribadisco, bisogna comunque mantenere un po' di distinzione e differenza tra quello che è un messaggio pubblicitario, un messaggio parapubblicitario o il soggetto diretto che si può comunicare, ma ovviamente comunica quello che vuole in base al proprio punto di vista, in base anche al proprio interesse, no? E c'è chi invece si pone in opera invece di intermediazione, cerca quindi invece di analizzare, capire, studiare, e quindi bisogna fare anche un po' di distinzioni, ecco, insomma, non tutte le opinioni, non tutti i pareri, non tutti i canali sono sullo stesso piano, ecco, una banalità, ma non lo è tanto, ecco. Speriamo, se posso aggiungere, che Prego, Daniele. questo progressivo prendere il sopravvento di YouTube sulla televisione generalista non comporti poi una degenerazione di YouTube simile a quella della televisione generalista. Veniamo dei fenomeni che sono dei prodotti della televisione generalista sbarcare su YouTube, e questo mi fa un po' preoccupare. Sì, ovviamente ci siamo capiti di chi stiamo parlando. No, Comunque, un'altra domanda, poi lascio la parola a te, Daniele. Ci viene dal nostro ascoltatore che dice: quanto pensiate siano affidabili le sintesi effettuate in geopolitica, essendo una sintesi di tanti aspetti molto difficili da comprendere e da approfondire? Prego, Alfonso. Sì, allora, perfettamente ragione. Io oltre per sintesi intendo anche divulgazione. Questo è il grande dilemma, cioè, della divulgazione. Perché? Perché i fenomeni, che in particolare quelli di politica internazionale e geopolitica, sono fenomeni complessi, quindi è molto difficile semplificarli, e cioè cercare di fare divulgazione cercando di rendere più semplici cose complesse. Allora, è giusto farlo, perché ovviamente non si può pensare che tutti abbiano, come dire, gli strumenti, gli argomenti, la possibilità anche di aver studiato tanti anni, eccetera, per avere appunto quegli strumenti che consentono di capire fenomeni complessi, e ai fenomeni complessi spesso si lega un linguaggio complesso, no? Bisogna sempre un po', per esempio, faccio un esempio, nell'università a volte il linguaggio complesso è usato anche per creare una barriera, no? Per creare un circolo chiuso, per creare, siamo noi quelli che conosciamo questa materia e dobbiamo usare un linguaggio criptico per impedire ad altri di entrare in questo circolo chiuso, no? Il linguaggio anche dell'amministrazione pubblica, no? Il linguaggio burocratico per decenni, se non per secoli, è così, è sviluppato un linguaggio proprio per chiudere, impedire, insomma, al cittadino, anzi al suddito, di capire, no? Allora qui c'è proprio un uso, come dire, strumentale del linguaggio. Al di là di questo aspetto, però, effettivamente ci vogliono, per fenomeni complessi, ci vogliono anche parole complesse, cioè non tutte, ma adesso insomma, non tutte le parole sono uguali. Quindi bisogna avere ben chiaro questo. Allora, che la divulgazione è solo un modo per avvicinarsi a un determinato mondo, e poi lo sforzo però per entrare in quel mondo e per capire questi fenomeni complessi, lo sforzo ci vuole. Cioè non è possibile semplificare tutto e rendere tutto di facile comprensione.
Questo è il grande problema. Allora, quindi il problema prima di tutto per me e per il canale YouTube di Limes, perché io sono perfettamente consapevole che sono su un crinale molto difficile, perché il rischio della semplificazione è sempre la banalizzazione. E quindi nel tentativo, come noi cerchiamo di fare sul canale YouTube, di essere più divulgativi rispetto alla rivista, rispetto alla scuola, insomma, agli altri componenti della rivista, corre sempre il rischio di cadere nella banalizzazione. Anzi, io appunto il crinale è quello, può capitare una trasmissione che riesce meglio, che riesce peggio, a volte si banalizza, a volte no. Però è uno sforzo che bisogna fare. Però ribadisco, deve essere molto chiaro che è un'introduzione a un mondo, come dire, presentare degli aspetti che magari non si riescono a vedere, per poi approfondire e fare altro. Invece la mia paura è che, ad esempio, nel mondo di YouTube, facciamo un esempio molto, molto, molto semplice, se non banale, ecco, per tornare a quello che dicevo io prima. Se io ero giovane, appunto, utente medio di YouTube, passo l'80% del tempo giustamente a divertirmi sul canale, su YouTube, a vedere i videogiochi, eccetera, eccetera. E poi dedico un 10%, un 20% invece a altre questioni che possono essere la politica italiana, la politica internazionale e così via. E vedo solo, cioè, questi canali divulgativi che in molti casi, come dire, semplificano troppo certi fenomeni e certi aspetti, ce ne sono tantissimi, soprattutto appunto se ne sono nati, no, in questi anni di canali che non si occupano più dei temi classici di YouTube, mettiamola così, ma cercano di presentare anche con video fatti benissimo, per carità. Io ho molta invidia della capacità anche di montaggio che hanno molti in questi video, eccetera, di presentare questi fenomeni. Allora, il problema è questo. Questi video molto spesso sono fatti, insomma, scopiazzando da 2 o 3 fonti delle cose e presentarle in maniera, insomma, carina, bella e accattivante. Va benissimo, sono perfettamente d'accordo, è giusto che sia anche così, perché ribadisco, non tutti devono fare letture pesanti. Però non devono essere considerati loro come dire, gli intellettuali o quelli che rappresentano la complessità. È importante che sia chiaro che quello è solo un primo passo, un primo aspetto, magari utile, ma poi c'è dell'altro. Quindi il rischio è che si confonda quello che è la divulgazione con invece l'analisi complessa di un fenomeno complesso. E deve Questo essere commento è sempre ben chiaro che importante. uno fa divulgazione per poi, come dire, passare la palla ad altro e sapere che c'è un altro livello di comprensione dei fenomeni complessi, che è indispensabile e che non deve essere sostituito da quelli che si presentano come divulgatori. Quindi è fondamentale che nel divulgare si cerchi di rendere più comprensibili degli aspetti e dei fenomeni, ma ribadisco, tenendo sempre presente che c'è un livello superiore, e quel livello superiore è fondamentale da salvaguardare, perché se invece confondiamo quello che è, diciamo, il divulgatore con il massimo esperto di quella materia, ecco, siamo proprio nei guai. Sì, è vero, e tra parentesi, guarda, ultima interruzione, poi non ti interrompo più, Daniele, giuro. Tra parentesi, sì, la questione è molto netta, però cerchiamo di non separare troppo appunto le due figure, cioè a volte capita anche che il divulgatore sia molto esperto in una determinata materia e che quindi giustamente divulghi. Io e Daniele, guarda, ci riteniamo abbastanza esperti nel campo, ad esempio, di storia del cristianesimo e dell'Inquisizione, a maggior ragione, e quindi, insomma, su questo abbiamo cercato anche di fare qualche tentativo di divulgazione noi stessi, ovviamente qua su YouTube. Sì, c'è un grado superiore a cui però i divulgatori stessi possono accedere comunque, cioè, in poche parole, cosa abbiamo imparato? Bisogna sempre studiare, c'è poco da fare, nel senso che non si può prendere solamente... Confrontare, analizzare. E No, perché ti dico, come dire,
dicendo che, perché alcuni lo fanno, che alla fine quel che io chiamo il livello superiore viene presentato come mainstream, come no, propaganda, qualcosa da abiurare, che invece io su YouTube, io insomma altro soggetto, su YouTube ti dico la verità, c'è questo modo, no, di fare, fa sì che, come dire, di svilire quel livello superiore. Ora, ovvio, e c'è nel livello superiore la propaganda, c'è chi è, insomma, lo usa per strumentalizzare, per carità, non è... però è importante appunto che bisogna, che ne so, come si fa una lettura facile di un fenomeno, di un aspetto, che poi magari devi sempre sapere che però ci può essere un livello superiore di analisi, di approfondimento di quell'aspetto, e quindi che richieda un'ulteriore ricerca, anche nel tempo, cioè voglio dire, anche l'interpretazione di certi fatti, la storia in questo caso è l'esempio classico, cioè noi oggi, grazie agli storici, vediamo certi fatti storici in maniera diversa, cioè la storia rivisita costantemente, continuamente, la visione che noi abbiamo di certi fatti storici, e questo è importante saperlo, cioè nel senso, perché anche appunto nell'interpretazione storica le situazioni cambiano, le idee cambiano, e questo è un lavoro continuo, e così avviene anche appunto nel dibattito, per esempio, sulla politica internazionale. Quindi è giusto che per esempio sulla guerra d'Ucraina ci si interroghi, ci si analizzi sempre di più e si, come dire, quello che avviene magari nel campo storico in tempi più lunghi, ci vogliono anni, no? E ricerche per cambiare anche idea, oppure far apparire degli aspetti che prima erano misconosciuti, erano meno noti, di certi fatti storici, eccetera. Allo stesso modo così è l'analisi geopolitica, cioè però magari in tempi più ravvicinati. Per esempio noi analizziamo e interpretiamo la guerra d'Ucraina anche in base ai momenti, quindi sono anche i momenti, l'attualità che influenza l'analisi. Non esiste un'analisi valida nel tempo e nello spazio per sempre. O sì, per carità, ci sono degli aspetti, come dire, che aiutano anche a dare la direzione di un paese nel lungo periodo, no? Ci sono degli aspetti geopolitici fondamentali, che ne so, ecco, un aspetto geopolitico, geografico fondamentale è che gli Stati Uniti, una delle ragioni per cui gli Stati Uniti sono una grande potenza è che sono riusciti, si sono creati nel tempo, è un paese che al confine non ha nemici, perché a nord al Canada, a sud al Messico, che può essere un problema ma solo nel lungo periodo, e poi i due oceani. Questo dà un vantaggio enorme agli Stati Uniti, ed è un aspetto, come dire, di lungo periodo nell'analisi degli Stati Uniti, no? Ci sono comunque, per esempio, invece la Russia, o anzi no, facciamo la Cina, ecco. La Cina, che confina con tantissimi paesi e che ha relazioni difficili con la maggior parte di essi, se non tutti, o quasi tutti, ecco, questo è un aspetto che condiziona la politica e la geopolitica di quel paese per i prossimi decenni, quindi si possono fare anche analisi a lungo periodo. Ma poi nel breve periodo invece siamo molto legati all'attualità, che ci fa cambiare anche un po' idea sulle analisi di scenari che riusciamo a fare, che ovviamente si modificano pian piano nel tempo, ma in maniera più veloce e ravvicinata rispetto all'analisi storica. E questo per dire che questo è un altro aspetto e caratteristica di Limes, della geopolitica, ma non solo. Cioè, Limes fa, come possiamo chiamarlo, è giornalismo di analisi, nel senso che l'Imes è anche una rivista giornalistica, non è una rivista accademica, infatti non nasce all'interno di un'università, anzi, dopo la nascita di l'Imes ci sono stati tantissimi tentativi di fare delle riviste di tipo accademico simili all'Imes, ma nessuno poi ha avuto il successo di Limes, molti hanno chiuso dopo pochi anni, perché una caratteristica importante di Limes è che è anche giornalismo, cioè l'insieme tra giornalismo e analisi geopolitica. Quindi quello che guida la rivista è anche tutta una serie di un metodo giornalistico di affrontare questi temi. Giornalisti, ormai lo so benissimo, soprattutto in alcune generazioni, giornalismo come dire, ha una concezione molto negativa. Io mi riferisco ovviamente a un giornalismo invece positivo, fatto bene, per cui
non è solo analisi geopolitica, ma anche giornalismo, quindi anche capacità di interpretare la notizia, che fa parte del giornalismo, capacità di interpretare la realtà, e che quindi consente, per esempio, all'Imes di seguire la realtà e di durare 30 anni, perché altrimenti l'Imes avrebbe fatto, non so, in 10 anni, si sarebbe occupato di un po' di tutte le aree geopolitiche del mondo e sarebbe finita lì. Invece no, c'è un approccio giornalistico agli eventi, a quello che succede. Non è infrequente che l'argomento deciso del volume si cambia totalmente e si rifà il volume da capo. Anzi, ricordo all'epoca, l'11 settembre, facemmo un quaderno speciale in pochissimi giorni, perché ovviamente erano legati all'importanza di quel fenomeno, che poi è stato ridimensionato, per carità, però all'epoca io mi ricordo benissimo che l'11 settembre del 2001 sembrava appunto il mondo cambiato totalmente, che fosse completamente diverso a quello che era stato fino al 10 settembre. Ecco. E quindi, per dire che è anche una forma di giornalismo quella di Limes, e non una rivista, come molti invece confondono, vedono, no, la rivista, insomma, 300 pagine, eccetera, pensano che sia appunto una rivista universitaria o di un centro di ricerca e così via. Questo Limes non lo è mai stato, invece è sempre stato un approccio giornalistico, e questa è una delle chiavi anche del successo della rivista nel tempo. Insieme, se posso dire, al suo sperimentarismo, qualcuno poco fa è apparso in sovraimpressione un commento secondo me molto importante di uno spettatore che sottolineava come lui si fosse accorto dell'esistenza di Limes grazie al canale YouTube di Limes. La stessa funzione avrà avuta Limes Online, di cui tu sei stato l'ideatore, e quindi questo sperimentalismo unito anche a un linguaggio chiaro, abbiamo prima parlato del problema del linguaggio criptico, può aver contribuito senz'altro al successo di Limes. Una piccola postilla sul linguaggio criptico e sulla fumosità del discorso è funzionale a, diciamo, creare circoli chiusi, però forse anche a nascondere, questo vale sia per la pubblica amministrazione come per il mondo accademico, inefficienze e incompetenze. Certo. Io posso intanto ringraziare Pietro e abbracciarlo virtualmente, perché lui è proprio l'esempio perfetto di quello che io volevo fare col canale, insomma, appunto, presentare questa mia idea è questa: bisogna stare dove le persone stanno, cioè dove le persone cercano informazione, insomma. Sono sempre stato appunto per portare Limes, tu hai ricordato, sì, insomma, all'epoca creai il sito internet di Limes nel 1997, insomma, quando all'epoca non ce n'erano molti. Era agli albori di internet, 1997. Sì. Perché, insomma, una mia idea costante è stata quella appunto di portare Limes su altri fronti, ora su YouTube, perché appunto se le persone, soprattutto una certa generazione, non sta a me giudicare che non leggono più i giornali cartacei, non voglio fare adesso il trombone, no? Che dice quanto era bella la carta e così via, assolutamente no. Anzi, le nostre generazioni sono state criticate, che ne so, c'erano, allora, se vogliamo tornare nei secoli, no, secoli fa si usavano solo i libri, no, le pergamene scritti a mano, addirittura vergate, oppure con la stampa, comunque erano poche copie in circolazione, relativamente poche copie in circolazione. Quindi ogni generazione successiva, no, c'è sempre questa idea che ci sia un peggioramento, no? Sentivo, leggevo, non mi ricordo dove, no, per esempio secoli fa imparavano a memoria dei testi lunghissimi, quindi avevano delle capacità mnemoniche che oggi noi ce li sogniamo, no? Quindi è ovvio che cambia il metodo, ogni generazione ha il suo, eccetera. Però ecco, per tornare a noi, quindi non voglio fare assolutamente quello che dice no, è meglio la carta, è meglio questo. Se una generazione, se tante persone ritengono quel mezzo di informazione il loro preferito, il loro abituale, eccetera, è giusto andare su quel mezzo di informazione e presentarsi. Poi, però, è anche altrettanto importante, non bisogna però svilirsi, tra virgolette, oppure non bisogna adeguarsi poi completamente e perfettamente in maniera strumentale a quel mezzo di informazione. Cioè,
C'è un esempio di TikTok, ovviamente. Se l'Imes mai andrà su TikTok, al momento non c'è. So che girano dei video però su TikTok, anzi, per chi è utente di TikTok, io dico, non è, insomma, non è l'Imes che fa queste cose su TikTok. Però ecco, non è che l'Imes andrà nel momento in cui dovesse andare su TikTok a fare, faremo i balletti ovviamente su TikTok, anche se hanno molto successo. Ma ovviamente ci andremo per fare analisi. Poi certo, secondo me bisogna fare dei passi, no, incontro anche, bisogna insomma trovare un compromesso, però senza svilirsi, come abbiamo fatto appunto su YouTube, dove i canali YouTube è un qualcosa di un po' diverso rispetto alla rivista. Certe cose, non so, sarebbe impossibile. La rivista, ognuno dei 30 articoli ha non so quante note bibliografiche. Adesso chi non ha visto, lo dico per chi non ha mai avuto tra le mani la rivista, ma ogni articolo insomma ha le note, c'è tutto un lavoro di traslitterazione anche dei termini che ormai non si fa più da nessun'altra parte. E tra parentesi c'è tutto il lavoro anche di correzione di bozze, di analisi che non si fanno su altri mezzi di informazione, e chiudo la parentesi. Però ecco, insomma, che ovviamente sul canale sarebbe impossibile citare, non so, fare le note citando 30-40 fonti, insomma, ecco, quindi uno poi come dire, si Parabellum lo affida, fa, anche qui ci vuole un po' di fiducia, no? Ci vuole un po', dico, abbiate fiducia del fatto che quello che io vi presento è un analista di Limes che ha scritto diversi articoli si occupa di quel paese. Ovviamente se io cominciassi a chiedere a quella persona di citare le singole fonti di ogni cosa come fa in articoli di Limes, sarebbe un video inguardabile, e quindi ecco. Però ecco, è importante il rimando, quindi il rimando è quello: se poi tu vuoi approfondire, vuoi capire bene le fonti e capire le cose, la cosa migliore è comprare la rivista, ti leggi l'articolo, ti vai a vedere le fonti, le vai a seguire, perché poi sarebbe anche facile citare una o due fonti, poi è facile citare una o due fonti, possono essere anche fonti di comodo, quindi non basta poi, ecco, citare in un video un paio di fonti, o lo fai bene citando tutte le cose oppure niente. No, certo, Parabellum lo fa il citare le fonti, e come meno male, ovviamente No, non è un bene, per carità, video, però dico, noi lo facciamo nella rivista, sul canale lo facciamo ma perché meno. voi avete appunto una rivista. Nel caso ovviamente di Parabellum, ovviamente principalmente c'è il canale, però c'è anche tutto il think tank che ha dietro, che ovviamente fa da, diciamo, da corollario al tutto. Io aggiungo solo una cosa, e ci tengo particolarmente a metterlo in sovraimpressione. Questo è un mio amico e collega che ha un piccolissimo canale YouTube di divulgazione storica. Vi consiglio anzi di andare a darci un'occhiata e iscrivervi. E giustamente scrive: non bisogna presentarsi come dei massimi esperti in tutto, ma specificare quali sono o meglio che quelle sono le nostre competenze, e riferire giustamente allo spettatore i limiti della nostra divulgazione per essere onesti. Parola chiave: onestà intellettuale. Ma guarda, è proprio perfettamente d'accordo. Infatti gli analisti di Limes sono quasi tutti specialisti o di un singolo paese o di un'area, quindi insomma e comunque anche chi si occupa di più cose quando lo fa in maniera, non so, i tempi dei mensili della rivista, no, poi non sono allora un redattore che scrive un pezzo per l'Imes magari ci dedica 2 o 3 mesi di tempo per realizzare quell'articolo, poi magari contemporaneamente lavora sull'articolo. Noi lavoriamo su più volumi contemporaneamente, ovviamente, non è che si parte da zero ogni mese, insomma. Quindi poi ci sono persone che curano in particolare dei volumi perché è il loro interesse d'area, cercano dei collaboratori specifici, ci sono vari nuclei, insomma, c'è un nucleo più ristretto della rivista ai vari collaboratori in base a aree, cose, eccetera. Quindi si lavora contemporaneamente su più volumi, quindi ogni volume è il frutto di lavoro anche di mesi. Il curatore di quel volume in molti casi ci ha lavorato molti mesi, e quindi, ed è il curatore, è quasi sempre uno dei protagonisti delle trasmissioni, sempre un protagonista di uno dei mappamundi che dedichiamo appunto al volume, ecco, quindi lui poi porta in trasmissione, ovviamente nei tempi che ci possiamo permettere, questi mesi di lavoro, ecco. E anche per esempio ho citato Parabellum, lo conosco, anzi l'ho conosciuto così, a me mi ha colpito Mirko Campochiari proprio perché al di là di quello che dice in diretta, a me per esempio mi manda
un sacco di materiale, eccetera. Direi che anche, insomma, direi che è quasi patologico, ecco, il lavoro che fanno, ma meglio, ma molto meglio. No, è un caso da studiare, bene. scientificamente, dico proprio per gli scienziati sociali, il caso di Parabellum. Ora qui non abbiamo tempo per diffonderci. Daniele, prego, avevi una domanda, se non ricordo Sì, male. sì, geopolitica e religione. Questa è una tematica che ci incuriosisce molto, sia a me sia a Luca, perché come storici abbiamo parlato molto, abbiamo studiato molto la storia religiosa, oltre che la storia politica e la storia culturale. Ti chiediamo, nello specifico, quanto la geopolitica può aiutarci a comprendere i fenomeni religiosi contemporanei, ovviamente, e quanto la religione è importante per la geopolitica. Religione che costituisce un aspetto importantissimo dell'identità di ogni popolo e che spesso viene strumentalizzata. Lo vediamo anche nel conflitto russo-ucraino. Prego, Alfonso. Allora, intanto io ogni tanto giro lo sguardo perché vedo i commenti, perché anche per abitudine mia, per fissazione mia, devo guardarli, insomma. E ringrazio tutti quanti quelli che stanno commentando, anche quelli che usano parole buone nei miei riguardi, insomma. Non vedo cose negative, non so se li state cancellando, ci sono moderatori, eccetera, però ecco, insomma, io comunque Quindi ringrazio tutto sempre meritato per adesso. perché... Ci sono moderatori, ma sono inattivi per fortuna, perché la situazione è molto tranquilla per ora. E ringrazio anche Laura che ricorda i Magomundi, che è appunto un formato nuovo della trasmissione dove uniamo fotografia e geopolitica, la geopolitica pedonale la chiamo, insieme a Lorenzo Trombetta, cioè proprio vicina ai posti. Comunque no, voglio parlare della religione. Certamente la religione è molto importante perché ha caratterizzato soprattutto per secoli, è stata la cosa più importante delle persone, no? Che ha caratterizzato la vita delle persone. Però dal punto di vista, ecco, geopolitico sicuramente non parliamo di religione in senso... non mi viene la parola, ecco, in senso spirituale, ecco. A noi interessa la religione perché un aspetto di... adesso no, non sono un esperto di religioni, però mi sa che un po' quasi tutte le religioni caratterizzano, vogliono insomma influenzare e caratterizzare, forse non tutte, insomma, almeno quelle più che conosciamo, vogliono caratterizzare la vita non solo quotidiana delle persone, ma anche sociale, politica, quindi hanno sempre avuto un grandissimo condizionamento politico. Pensiamo solo, non so, alla guerra del tempo, no? Fino alla nascita degli orologi, no? Che nei nostri comuni, nei nostri municipi campeggiano nelle torri, no? Il padrone del tempo era il prete, attraverso le campane della chiesa, no? Quindi dominava il tempo e quindi dominava la vita delle persone. Ora, senza insomma arrivare a questi esempi, la mia idea strettamente personale è che in realtà anche qui la religione in realtà è sempre stata stata usata dai singoli popoli, come dire, ha ricevuto l'influenza, mettiamola così, dei popoli, della loro identità, della loro storia, della loro visione. Cioè, quello, insomma, l'esempio forse più classico e semplice che posso fare è la distinzione tra sunniti e sciiti nel mondo musulmano. Cioè, quello che era la Persia, che oggi è l'Iran, abbraccia sì quella popolazione la religione islamica, no? Dato il momento storico, ma era una popolazione molto diversa dagli arabi, dove invece era nata questa religione, no? E da cui si era diffusa. E non è un caso che dopo poche generazioni, alla prima opportunità che si presenta, cioè la prima divisione spirituale e teologica della religione musulmana, ecco che c'è la scissione, loro abbracciano lo sciismo. Ora, secondo me, la dico insomma in maniera banale, i persiani abbracciano come dire, la corrente sciita contro la corrente sunnita degli arabi perché si sentono diversi dagli arabi. Quindi in realtà la stessa, come dire, genesi
o comunque il fatto che determinati paesi abbraccino o meno una certa religione, in realtà dipende dalla caratteristica di quei paesi e dalla loro storia. Quindi, secondo me, è stata la storia della Persia, il fatto che la Persia fosse un'antica civiltà, un antico impero, rispetto invece, no, all'epoca gli arabi erano i nuovi arrivati, no, che avevano ovviamente anche una forza, una freschezza, probabilmente una forza soprattutto di imporre le proprie idee, la propria religione e così via. Però, ribadisco, dura poco perché alla prima occasione prendono un'altra strada. Penso si possano fare altri esempi, non so, anche nel mondo cristiano stesso, no? L'uso politico che è stato fatto del protestantesimo o della divisione, no, tra cattolici e protestanti. Non sono ovviamente ragioni solo teologiche quelle che dividono i popoli dell'Europa, ma se certi popoli hanno voluto staccarsi dal cattolicesimo, l'hanno fatto anche in funzione, no, antipapale, anti-Chiesa di Roma, e c'è lì una motivazione politica. Quindi, secondo me, anche la diffusione stessa della religione subisce l'influenza di quello che è invece l'identità di un popolo. Altro esempio, la Polonia, perché è così cattolica? Mica solo perché c'è avuto un papa importante come Giovanni Paolo II, ma essere, diciamo, cattolici è un modo per differenziarsi dai tedeschi protestanti, non tutti protestanti, però insomma dal mondo protestante dell'Europa centrale al mondo slavo e ortodosso dell'Europa orientale, e quindi loro, come dire, la loro identità si è sviluppata anche in contrapposizione a queste. Quindi c'è una strumentalizzazione della religione, secondo me, fin dall'origine, cioè fin dall'origine anche la religione stessa subisce l'influenza dei popoli e dell'identità. Poi c'è una strumentalizzazione a cui penso tu ti riferissi, poi successiva, cioè per cui nell'ambito di una religione poi la stessa religione viene utilizzata e strumentalizzata per obiettivi politici immediati, e lì l'esempio più immediato che mi viene in mente, per esempio, no, quello dell'estremismo islamico, che ha motivazioni molto particolari, diverse, eccetera, ma lì evidentemente strumentalizzano un aspetto di quella religione come per appunto motivi politici, direi, potremmo chiamarli politici, in determinati contesti. Sì, a riguardo, dato che abbiamo parlato di religione islamica e anche la differenza tra sunnismo e sciismo, recuperatevi la live della scorsa settimana con il colonnello Stirpe, che aveva per oggetto la guerra in Afghanistan, perché di lì ne parla specialmente il colonnello in maniera molto, molto ampia e approfondita. Detto questo, cambiamo un attimo topic, Alfonso. Abbiamo parlato del ruolo dei nuovi media, ma anche il ruolo dei nuovi media nell'analisi geopolitica ovviamente ha una certa importanza. Avevi dedicato oltretutto, sul canale di Imes, una interessantissima live, sulla guerra in Ucraina e il rapporto dell'analisi geopolitica e delle fonti, del reperimento fonti anche nel contesto meramente internettiano, con Germano Dottori da una parte, ovviamente il nostro comune amico Mirko Campocchiari. E quindi aggiungo queste nuove metodologie, internet in generale, eccetera, e il suo collegamento appunto di nuovo con l'università e come invece all'università si fa ricerca, se appunto stiamo affrontando una rivoluzione anche nella metodologia della ricerca con le nuove tecnologie. Prego, Alfonso. Allora, per l'università non posso parlare in prima persona, insomma, tanti anni Per il fa, quando sono uscito giornalismo. dall'università, ho collaborato con la cattedra con cui mi ero laureato e così via, però poi, insomma, la mia frequentazione accademica è molto, molto ridotta, quindi non ti so dire. Da quello che vedo, per parlare sempre dell'università e completare il pensiero, vedo tanti casi di professori che hanno fatto magari delle ottime ricerche, ma a un certo punto poi si fermano, no? Continuano a rimanere al periodo delle loro ricerche, insegnare sempre la stessa cosa. Ci sono altri invece più bravi che invece si aggiornano, continuano a fare ricerca, no? Eccetera. Quindi questo poi
Però ecco, al di là dell'università, dove non ti so rispondere quello che sta avvenendo, però invece per quello che riguarda insomma il giornalismo d'analisi, che appunto è il mio campo, i social stanno avendo un'influenza formidabile, potentissima, direi più ampia, cioè in realtà hanno sulla vita di tutti e quindi anche di chi si occupa di queste cose, ma in particolare in questo campo, è proprio la guerra d'Ucraina, è un esempio evidentissimo, perché noi, cioè, la prima mia sensazione, per esempio, è stata quella, no, di considerare un po' tutte le cose su Telegram come un'estensione della propaganda, c'è sempre stata in tutte le guerre, no, l'uso della propaganda tra i vari aspetti, no? Hanno usato i mezzi che c'erano al momento, vengono usati dalla propaganda, quindi che ne so, si parte dalla guerra civile americana, dove la prima guerra, no, dove i giornali hanno un ruolo importante, i giornali americani, appunto al Telegram per la guerra ucraina. Ma non è solo quello, non è solo quello, perché davvero i social riescono a portarti dentro. Quindi hai prima di tutto una differenza quantitativa di informazioni notevole, e questo è un gran problema, perché essendo una quantità di informazioni molto ampia è molto più facile cadere nei tranelli, è molto più difficile discernere qual è la fonte giusta, l'informazione giusta da quella meno giusta, proprio perché la quantità è enorme, no? E quindi c'è anche un problema qualitativo, c'è anche un problema di capacità poi di interpretare i fatti. Cioè una cosa è vedere, sai, un video, allora anche lì, quello che era pure la fotografia, no? Quello che sembra la cosa più evidente, no? Ti faccio vedere una foto, ti faccio vedere il video, è quello che è. Poi invece abbiamo capito, grazie alla televisione e all'uso della televisione, che no, c'è un uso del video, della foto che può essere molto strumentale, quindi come dire, bisogna essere preparati, e quello penso che appunto magari le prime generazioni che hanno visto la TV sono state più influenzabili, no? Rispetto a quelle poi successive, quelle nate con la televisione e così via. Quindi probabilmente sarà anche così che forse le nuove generazioni vissute nei social conoscono meglio i meccanismi di quei social e quindi forse meno influenzabili, o almeno lo spero. Però poi ci sono tutta una serie di altri aspetti che, cioè, cambiano proprio i protagonisti della guerra. Cioè, in quella trasmissione che abbiamo fatto c'è un esempio secondo me bellissimo, cioè il civile, cioè il cittadino ucraino, la cui città è stata occupata dai russi, oggi, allora ieri non poteva fare nulla, sì, poteva fare la resistenza, ci sono stati casi, no, in altre guerre, per esempio in Italia, eccetera, quindi non so, poteva fare attentati contro l'invasore, benissimo, però già fare un attentato contro l'invasore è un po' una cosa complicata, devi avere un'organizzazione alle spalle, chi ti aiuta, chi ti fornisce, eccetera. Oggi invece è semplicissimo, perché per dare un contributo alla guerra hai bisogno solo di un telefonino. Il cittadino ucraino che riprende il mezzo blindato, il carro armato russo nella città o fuori dalla città, è uno strumento formidabile, perché dà diciamo, all'esercito avversario una serie di informazioni utilissime, la posizione, le condizioni, cioè davvero, più che i social, io parlerei di rivoluzione dello smartphone, cioè lo smartphone diventa un'arma di guerra, e questo però cambia tutto, perché fa del singolo cittadino, anche inconsapevole che magari usa il cellulare per altre ragioni, lo rende un obiettivo. Quindi siamo sempre più, noi siamo passati, no, dalla guerra, le guerre industriali hanno portato sempre un maggiore coinvolgimento della popolazione, ma il coinvolgimento della popolazione non è mai stato così forte e così totale come oggi, grazie ai telefoni. Beh, perfetto. Allora, io direi a questo punto di concludere qua con questa ultima chiosa finale tua, Alfonso. Io ti ringrazio molto di aver partecipato a questa live, ringrazio anche Daniele Santarelli per il supporto in questo dibattito, ringrazio ovviamente voi che ci avete seguito, e a questo punto io vi lascio a una nuova live, ancora qui, su Parresia. Arrivederci a tutti, arrivederci Daniele, arrivederci specialmente Alfonso. Grazie. Arrivederci. Grazie a tutti.